Benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Avete già intravisto il primo ospite, il secondo ospite è il presidente del gruppo sportivo San Giacomo Ruggero Poli, ma noi in questa prima parte siamo in compagnia di Giorgio Dendi, che ringrazio e saluto. Grazie a voi. Desumo che faccia un freddo boia ora. Sì, perché... Ah, ma tu sei dentro, non hai sentito il telegiornale di Tele4 dove hanno detto restate a casa perché ci sono raffiche di bora e io nonostante tutto sono venuto qui. In motorine, no? Motorino. In motorine, mamma mia. Sì. Allora, a proposito, se poi ti arriva la posta? Sì, okay. Non benissimo. Però ha ripreso, insomma. Ha ripreso, sì. Che questo non è roba da poco. Allora, sì, ne avevamo parlato la scorsa volta, così io faccio cose leggere, però insomma, è giusto anche sottolinearlo, insomma, quando certe cose non vanno. Allora, sì. Vedo là, come sempre... guarda, io ho qui dei libri, li teniamo sotto in modo che gli amici non vedano da casa, perché ho portato delle diapositive. Se poi servono, ho anche dei libri qui. Enrico Bombieri, Alessio Figalli. Chi sono codesti? Sguardo interrogativo di Umberto. Forse il nome Alessio Figalli qualcosa mi dice. Allora, guarda, oggi è il 1° aprile, con rispetto parlando, e tutti e due sono legati da qualcosa. Allora, intanto Figalli, il secondo, è nato il 2 aprile, insomma, quindi domani, va bene. E Figalli è un ragazzo mio, perché nel 2003 l'ho preparato e siamo andati a fare le finali dei giochi matematici a Parigi, e lui è stato uno dei 2 italiani che ha vinto la medaglia Fields. Non esiste il Nobel per i matematici, ogni 4 anni viene data la medaglia anche a più persone. E lui nel 2018, mi sembra, ha vinto questa medaglia. E prima di lui un unico italiano, Enrico Bombieri. Ho capito. Che, mentre Figalli è legato al 2 aprile, domani, dicevamo, Enrico Bombieri è legato al 1° aprile, oggi. Perché? Perché nel 1997 Enrico Bombieri, quindi medaglia Fields, matematico grande a livello mondiale, ha pubblicato una cosa, ha mandato, non so, una mail a tutto il mondo scientifico dicendo che ha risolto l'ipotesi di Riemann, è una congettura matematica formulata nel 1859, quindi più di 100 anni prima, 140 anni prima, 160 anni fa. E lui ha detto l'ho risolta, e c'era un premio di $1 milione e c'è tuttora, perché questo era uno scherzo d'aprile, e lui ha detto mandatela in giro a tutti. Ecco, anche i grandi matematici hanno questo spirito. Adesso lui avrà più di 90 anni, o più di 80 anni, tra 80 e 90 anni, adesso non ho presente, comunque mi sembra divertente questo spirito di un grande matematico di voler cimentarsi a fare il 1° aprile. Il nome Alessio Figalli a me qualcosa dice, non so se è di Trieste. No, non è di Trieste, non so dove sia. Adesso lui lavora al Politecnico, è il direttore del Politecnico di Zurigo, della facoltà di matematica. Allora, ha girato il mondo. Però non so, il nome mi dice qualche cosa. Io non sono mai riuscito a incontrarlo dopo che ha vinto questa sua medaglia, perché è per tutto il mondo. Lui ha vissuto anche un periodo in America, negli Stati Uniti, e adesso è al Politecnico di Zurigo. E io, quando sono andato in Svizzera a fare le gare, sono andato adesso non mi ricordo, non a Zurigo, in un'altra città hanno fatto così, insomma, questa gara. Comunque mi sembrava curioso. Allora, curiosità per curiosità, ti mostro questa cosa, e dovevo mostrare proprio a te. È un ritaglio, diciamo, di Tele4. Ma incidente fra 2 auto in A4, chiuso il tratto autostradale Trieste. Perché è stato morto Umberto Bossi. Allora, mi dispiace per la morte, ovviamente, non scherzo sulla morte, però scherzo sulle parole. E credimi, mi è venuto un accidente quando ho letto. Questo è il titolo che scorre sempre durante. Scorre anche lentamente. Scorre durante i telegiornali. Aveva anche. Adesso
domando scusa, quelli della regia fanno il loro lavoro, mettono impaginano, però guarda, io quando ho letto Trieste, morte, Umberto Bossi, sapevo che era morto quel giorno, però non ho pensato, scusami, non ho pensato a lui, mi ha preso un accidente. Dopo naturalmente basta una lettera in più e si capisce che stanno parlando di un'altra cosa. Ecco, il matematico, l'enigmista scherza sulle parole, solo sulle parole, non sulle cose, sui commenti, sulle persone o sugli eventi, però ecco, mi piace dire che ci sono tanti spunti per farsi una risata o per scoprire qualcosa di strano. Allora. Adesso l'avevano messa questa foto, dopo l'hanno tolta, adesso la facciamo vedere anche ai nostri amici, vedo che ti incuriosisce. Cosa c'è di curioso? Sindaco di Piazza attacca Trieste Trasporti. Qualcuno ha remato contro. Qualcuno ha remato contro mentre ci fanno vedere un servizio sulle navi. Sulle navi, sì. Ecco, a me ha fatto un po' sorridere questa cosa. Guardati, e vabbè, tu sei qui, non puoi neanche stare attento perché sennò ti distrai. Però non so se hai tempo, guardati anche i vostri servizi. No, ogni tanto succede delle cose. Ogni tanto succede, chi fa... Nessuna maretta in maggioranza. Esatto, ma non anticipare perché i nostri amici non hanno ancora visto perché a casa. Sì, è vero, io la vedo Lui guarda sempre sul preview e vede prima di voi. Ecco, assessore alla sanità Riccardi cosa dice? Nessuna maretta in maggioranza, quindi si riferisce a un altro caso, cioè non comunque alla navigazione, all'acqua, al mare, però in quel momento andava un servizio con un'imbarcazione sul Golfo di Trieste, sì, penso. Credo. No, forse non mi sembra, comunque sul mare, nessuna maretta mi ha fatto sorridere. Eccoci, allora questo è un messaggio così, insomma, che io lancio, così dopo prendetela, non guarda il prossimo, prendetela come volete, quando c'è qualcosa cogliete l'occasione per divertirvi, perché noi enigmisti guardiamo queste robe, sì, perché sappiamo che c'è qualcosa, che ci sarà qualcosa da ridere ma intervista, tu guardi sempre quello prima, intervista ricevo al regista Marcello Crea, e cosa dice lui Crea, che si chiama Crea di cognome, che la creatività e il talento possono superare le barriere finanziarie del mondo del cinema. Comunque uno che si chiama Crea, che parla di creatività, come se fosse io che mi chiamo di cognome Dendi, che parlassi di matematica e di addendi. Eccolo qua, un fibrillatore qua per il ragazzo vediamo in quest'altro articolo del nostro quotidiano, del Piccolo. Maestra dorme in aula, è successo a Zara, quindi non sto parlando, ecco. Ho visto. Ecco, io ho evidenziato, ho messo cambio colore, adesso non mi ricordo come si chiama il termine esatto, per evidenziare, mentre desta sensazione, però che ci sia la parola desta in un articolo che significa sveglia, in un articolo dove parlano di una persona che dorme, questo, ecco, voi non vedete, ma adesso si è asciugato le lacrime il povero Bosassi. Ma questo molto spesso noi facciamo anche delle volte i salti mortali per, come posso dire, per evitare queste cose, sì. Soprattutto per esempio, ecco, questo magari forse i telespettatori può interessare, nel senso che molto spesso nella compilazione della scaletta di un telegiornale stiamo attenti magari a non mettere, non so, delle volte si parla di rifiuti, mettiamo, no? Allora, soprattutto dopo una cosa sui rifiuti, magari non andiamo sicuramente a mettere un servizio che ha a che fare con personaggi importanti, di rilievo, eccetera. Si cerca sempre di... Poi però dopo... come si dice, capita. O de riffa o de raffa, qualche volta te scampa. Allora in quel caso la pubblicità aiuta, perché magari metti la pubblicità e quindi dice così capita. Ma io ho trovato in rete una volta che c'era qualcosa di uno che è andato nel bosco e aveva dei cinghiali, degli orsi, degli animali che gli attaccavano i suoi animali, i suoi gregge. E la giornalista dopo la fine dice: beh, in bocca al lupo. Questo forse so cos'è. Sai cos'è? Vai, commenta. Allora, dunque, questo è l'orologio appunto di una che è fermo da tempo, sì. Ed è curioso che sia proprio
sopra che sia l'orologio di un negozio che vende orologi. Ma mi sembra che sia chiuso, che non sia più funzionante. No. O funziona? Non so. Però ecco, questo volevo dire, è scattata l'ora legale, dovrebbero andare a metterlo un'ora avanti. E poi è fermo. Ma scusa, via San Lazzaro, risorgi e facciamo risorgere questo orologio. Sì, perché voglio dire, è peccato. Ma sì, cioè, è chiaro che se vado lì mi arrestano, ma io andrei con una scala e lo tirerei via. Io e basta. una volta avevo fatto agli inizi di quando ho cominciato a lavorare qua proprio un servizio su tutti gli orologi, diciamo, pubblici, quelli evidenti, che non funzionavano. Ma c'era un lungo periodo, mi sembra, a Aurisina, al municipio di Aurisina, cioè, che ha l'orologio di sì, al vostro servizio, del vostro telegiornale di tempo fa, che c'erano dei lungaggini per riuscire a... C'erano parecchi orologi che appunto non funzionavano, presentavano anche un certo ritardo, insomma. Ecco, comunque, orologio, abbiamo parlato dell'ora legale. Sì. No, adesso... No, non metteteli perché sennò lui si distrae, scusate, eccoci. Allora, l'ora legale, io sono polemico, però guarda cosa succede nell'ora legale. Abbiamo messo l'orologio un'ora avanti, per cui io vado a scuola, per esempio, alle 8, le 8, però sarebbero le 7. Sì. Ok? E tutte le cose, mangio e prendo il bus e tutto un'ora prima, no? Allora sarebbe una cosa analoga a mettere tutti gli orologi avanti, spostare tutti gli orari indietro. Quindi se le scuole fossero da quel giorno iniziate alle 7 invece che alle 8, sarebbe stata la stessa cosa. Io avrei dormito senza alzarmi alle 2 per mettere avanti l'orologio. Ma solo quel giorno? No, e dopo si va avanti tutta la vita, così, tutta l'estate. Sarebbe la stessa cosa, perché che io metta avanti l'orologio o che anticipi tutti gli eventi è la stessa cosa. Allora, perché sti benedetti, scusa che parlo della concorrenza, ma Rai 1 e Canale 5 ci fanno spostare l'ora di andare a dormire sempre più tardi e tutto... E questo succede anche nelle altre nazioni, perché mi sono documentato, e tutto il mondo invece deve mettersi un'ora in avanti per poter andare a dormire un'ora decente e svegliarsi un'ora decente quando c'è la luce accesa. Basterebbe che tutti questi qua non guardassero al proprio tornaconto, Rai 1, devo essere più lungo di Canale 5 perché se no non guardo, Canale 5 deve essere più lungo di Rai 1, e anche nei giorni della settimana... Quella è una storia, veramente che non allungano, andiamo a dormire a mezzanotte. Adesso però che abbiamo l'ora legale, che vorrebbero metterla anche per tutto l'anno... Sì, ogni tanto salta fuori allora allungheranno ancora di più, perché tanto abbiamo l'ora legale e dopo dovremo mettere un'altra. Andrà a finire che si va a dormire a mezzogiorno del giorno dopo. Roba tipo spagnola. Sì. Oddio, qua... Adesso parlando di tempo... ma parliamo di due tempi, sia del tempo che si misura con l'orologio, ma anche sia del tempo... Allora, è iniziata la primavera. Ecco, io cerco sempre di tirare fuori argomenti che sono attuali sul momento, no? Dall'ultimo mio intervento è iniziata la primavera. Quando inizia? Allora, per i meteorologi inizia il primo del mese. Quindi la primavera non inizia il 21 marzo, ma il 1 marzo. Questa è una convenzione, quindi noi abbiamo questa convenzione, il 21 marzo, primo giorno di primavera, perché lo sai, no? Che primavera inizia il 21 marzo. Ecco, però i meteorologi infatti dicono la perturbazione numero 1, numero 2, numero 3. 1 marzo, 31 maggio, adesso mi sembra che... È più conveniente per le loro, così, come sono organizzati, dal primo del mese Pobon. Però del mese Pobon. Sì, no, dico, è più semplice, senza farsi... però anticipano di parecchio tempo. Ma indifferente, perché tanto... 3 settimane prima. Sì, ma tanto dicono, per questo periodo ci sono stati, e dopo guardano quell'altro, è uguale, insomma, alla fine. Invece per noi, quando è iniziata la primavera? Il 21. Il 21, esatto. Il 20. Sguardo assente, non è un fermo immagine, è proprio lui così. Perché? Perché la Terra ogni tanto non impiega i giorni giusti, un giorno giusto per fare un giro, 365 giorni giusti. Allora guarda qui con il 20 o il 21, diciamo noi che inizia la primavera. In realtà
La primavera è anni e anni e anni che inizia il 20 marzo e non il 21. L'ultima volta che è iniziata il 21 marzo, lo vediamo nella prossima immagine, era una ventina d'anni fa. E eccoci qua, la vedi in alto, vedi che io vedo qui alle nostre spalle il 21 marzo, l'ultima volta che la primavera è iniziata il 21 marzo era il 2007. E dopo sempre 20 marzo, quest'anno è iniziata il 20 marzo alle 2:46 del pomeriggio, perché c'è un momento esatto in cui la Terra è in quel punto dove è a metà così. Vedi che l'ora cambia, però 20 marzo. Nel 2040 circa, adesso ho guardato ma non ricordo bene, inizierà il 19 marzo. Vedi quante cose. Sempre più in Rio. Sempre più in Rio. Sempre prima. Sì. E poi nel 2021, nel 2100, che è divisibile per 4, ma non sarà bisestile, allora recupereremo un giorno. Ah, ho capito. Vedi tutte queste cose strane, chissà perché il 1900 tondo non era bisestile, però il 2000 sì, per sistemare queste cose. Però vedi che anche le cose che ci insegnano a scuola dopo possono essere modificate. Ecco, e naturalmente, come sono partiti le stagioni, partono anche i segni zodiacali, no? Ecco, tu non so che segno che sei, Gemelli, ti trovi là, ok, perché Gemelli inizia il 21 maggio, quindi tu sei nato, penso, tra il 21 maggio e il 22 giugno, no? Sì. Ok, perfetto. E questo è quello... Io da quel punto di vista sono tranquillo perché sono al 3, per cui, al 3 giugno, per cui sono... Al 3 giugno, ok, perfetto. Il 2 giugno mi sembra che sia Riccardo Fortuna che tu incontri ogni tanto qua. Ecco, mi sembra che sia il 2 giugno. Tu sei il 3, così adesso mi ricordo così. Bene. Però purtroppo devo dirti una cosa che non è vero, perché i segni zodiacali, lo vediamo nella prossima immagine, hanno queste durate qui. Prossima, clic. Eccoli qui. 2 giugno tu cadi nel Toro, che va dal 14 maggio al 20 giugno. Perché No, perché? Sì, perché... No, aprile, maggio. No, io sono sicuro. Aspetta, maggio. No. Col 3 giugno io sto tranquillo. Ah no, aspetta, giugno. Ah no, scusa, giugno sei? Giugno. Ah sì, 21 maggio, 20 giugno, scusa, sei Gemelli. Sì, io sono tranquillo. Scusa, quello è tranquillo. Ecco, vedi io che secondo tutti sono del... no, aspetta, ho sbagliato io, ecco. No, ecco. Scusa, è la seconda tabella quella che vale, la seconda colonna. La seconda colonna, vedi, la prima colonna sono i nomi dei segni, la seconda sono quelli che pensiamo, la terza invece sono quei veri. I veri hanno questa scadenza. Il Toro comincia il 14 maggio e finisce il 20 giugno. Quindi io sarei Toro. Sì. E io che tutti mi dicono Scorpione sono Bilancia. Ma perché? Perché i segni zodiacali sono 13. C'è anche l'Ofiuco, o Serpentario, si può cercare su Wikipedia, basta scrivere Ofiuco come è scritto qui, oppure Serpentario. Ecco, è uno dei 13 segni che sta nella fascia dello zodiaco. Perché non viene considerato? Perché siccome i mesi sono 12 è conveniente così per praticità di Paolo Fox e queste persone qui, facciamo 12. Ho capito. Ecco, e dopo sono tutti, scusa, dobbiamo tornare all'immagine di prima se si può. Sono tutti spostati già di un mese. Perché nel corso degli anni, in 2000 anni, quel cielo che vedevano gli antichi si è spostato, non è più quello, e sposta oggi, sposta domani, sposta avanti, si sono spostati di un segno. Quindi i segni zodiacali sono 13, qualcuno più grande, qualcuno più piccolo. Il Cancro è molto piccolo, dura 10 giorni mi sembra, o qualcosa del genere, una decina di giorni. Sai che... Allora, la verità... Sul sito di Wikipedia si riesce a trovare, e anche su altri siti, la giusta... Tra l'altro c'è una cosa molto divertente in questo senso, perché parlando poi di segni zodiacali, eccetera, l'attrice Katharine Hepburn aveva raccontato, amava dire di essere nata a novembre. E quindi tutti quanti, quando parlavano di lei, eccetera,
dicevano, un tipico novembre, che mese è? Sagittario probabilmente? O Scorpione o Sagittario, sì. Allora tutti quanti, il tipico carattere dello Scorpione, volitiva, tutte queste cose qua. In realtà poi si scoprì che lei si divertì un po' ad alterare tutto quanto e che la data di nascita sua era tutto un altro mese, sì. Maggio, credo fosse però ancora Toro, non Gemelli. Maggio è Toro o Gemelli, credo fosse ancora Toro, e la data invece che lei aveva raccontato un'altra. No, era la data di nascita di suo fratello, al quale lei era molto legata, che si era suicidato, e quindi aveva tirato fuori ecco, questi sono i segni, e nell'ultima colonna è la data di inizio di questo segno. Quindi l'Ariete non inizia il 21 marzo ma il 19 aprile. Alcuni sono più lunghi, però il Leone è più lungo. Il Leone è più lungo, sì. Qualcuno più lungo a seconda dello spazio che occupa in cielo. O Fiuco sarebbe. O Fiuco, sì. Io sono andato anche all'osservatorio a Farra, ho fatto una conferenza e dopo lì mi hanno mostrato, mi hanno fatto fare la visita guidata a tutto l'osservatorio, mi hanno spiegato bene queste cose che mi interessava, è una cosa che non conoscono in tanti, per questo così ha fatto piacere di raccontare questa curiosità. Mi incuriosisce sta cosa, insomma. Sì, io avevo un amico enigmista, Muscletone si chiamava come soprannome, no? Che era il nome di un cavallo, perché lui era bookmaker, e lui faceva gli oroscopi per dei giornali. Allora ti immagini come funziona, adesso forse insomma. Comunque lui andava in Francia ogni tanto, comprava una decina di riviste e dopo ritagliava e metteva qua. 3 mesi dopo il Sagittario lo metteva al posto del Leone, la Vergine al posto del Capricorno, traducendo anche un po' malamente se non conosceva proprio quel vocabolo, però comunque questi erano gli oroscopi che si vedevano sulle riviste. Allora, questo sono io, sono stato tempo fa, lo scorso mese, a Padova, che c'è la mostra di Escher, l'hanno fatta anche qui sulle rive, no? E l'ha fatta un mio amico Federico Giudice Andrea, si chiama di cognome, e ha portato a lui ha a casa tutte le opere di Escher che ci sono in circolazione, e lui non può vederle mai perché queste opere patiscono la luce. Allora ha portato a fare la mostra con luci molto deboli, come anche qua a Trieste erano luci molto deboli, perché che non rovinino la carta, e lui a casa, quando sono a casa sua, devono essere in cantina sigillate al buio, perché così la carta si riprende e non perde forza e non si rovina. E qua c'era, io ho fatto il giro della mostra un'ora prima che aprissero, ovviamente, io sono sempre infiltrato dappertutto, e mi sono fatto questa foto così, che è una fotografia. Oddio, esce Rebus. E qui abbiamo portato, ho portato, con concessione della settimana enigmistica, che insomma li ho messi in contatto, un rebus pubblicato sulla settimana enigmistica poco tempo fa, insomma un paio di mesi fa, su un quadro di Escher ambientato nella mostra di Escher, e abbiamo fatto la fotografia di questo rebus e io facevo da cicerone, spiegavo il meccanismo ai visitatori e ai ragazzi che facevano da ciceroni. Va bene, vedo che ti interessa, ma tu stai guardando. No, ero perso dietro il rebus. Perché... Escher era qui anche a Trieste, adesso c'è a Ottawa, lo fanno, se sei di passaggio, dopo ti darò l'indirizzo. Nicole Brusaferro va in Canada, le dirò di... poi a Ottawa la fanno appena finiscono a Padova. Allora, a parte adesso può essere anche lusingato di tutto ciò. Adesso ti propongo questa cosa, perché l'altra volta ti ho proposto una cosa simile e ti ha fatto divertire. Allora, io frequento te, Umberto, perché voglio frequentare persone che stimo, perché sono migliori di me. Cosa ti sembra di questa frase? A parte essere lusingato, eccetera. Prendete nota, lusingato. Però, dopo vado a cercare sul vocabolario il significato di questo termine. Io frequento te perché voglio frequentare persone che stimo, perché sono migliori di me. Ne avevamo parlato anche l'altra volta, con un altro esempio, di un paradosso. Allora, se io frequento te perché ti stimo, ma dopo ripensandoci, tu frequenti me. Se io stimo che tu sei migliore di me, tu frequenti me che sono peggiore di te. E quindi la stima che ho in te automaticamente decade. Se tu frequenti me,
vuol dire che non sei una persona Io degna di stima. una volta presentando, tu conosci Davide Calabrese, no? Sì, certo, Una volta uno degli Oblivion. Presentando un libro di Davide Calabrese dissi, insomma, a Davide Calabrese ci lega una stima ci lega una stima reciproca. Perlomeno so che lui mi stima. Ah, giusto, perlomeno lui sì. Lui poi che io lo stimassi o meno non vabbè, era. però poverino. Vabbè, ha chiesto a me e quindi deve anche... No, vabbè. Okay. Comunque questo è un paradosso, no? Perché se frequento te, perché ti stimo, perché... Sì, perché sono sei migliori. Di me, e dopo ci penso, tu frequenti me, allora vuol dire che tu non sei degno di stima perché frequenti persone peggiori di te e tu vuoi abbassarti è un di po' livello. contorta però. Insomma, però vabbè. Vabbè. E guarda, per esempio, io prendo sempre qualcosa così dopo vediamo dove va la chiacchierata. Io sono disposto. Guarda, ti ho portato questo libro. Giuro, l'ho trovato a casa, giuro che dico il falso. Adesso è indifferente chi ha scritto, insomma, citazioni credibili. Giuro che dico il falso anche qua però. Giuro che dico il falso. Allora, se giuro che ti dico il falso, cosa vuol dire? Vuol dire che questa frase è falsa. Allora non dico il falso. Allora se non dico il falso... Però giuro... Ma che roba è? Perché questo... Posso prendere un attimo? Prendi. Ma hanno scritto anche dei libri sulle formicole con gli aneddoti, no? Queste frasi celebri, aneddoti celebri di tante persone, ma mi sembra che siano assolutamente tutti falsi. Non so perché dalla didascalia non ho capito. Io l'ho letto delle citazioni credibili ma non vere. Ecco, io l'ho letto tempo fa perché l'ho trovato nella mia scrivania, nella pagina, nello scaffale dei libri che ho letto, ma non ricordo. Una città che si chiama Chiasso non dovrebbe trovarsi in Svizzera, questa di Gianni Clerici è una meraviglia. Vabbè. Volevo vedere se però magari... vedi come si può scherzare, giocare con le parole. Trovo una parola qualunque, non so, via Trento e via Trento Ottobre. Non sono vicine. Trento Ottobre, no? Via Trento e via Trento Ottobre. Si incrociano, dove sono? No, sono vicine. No, parallele, sì. Trento Ottobre. Beh, ma sai che a Trieste ci sono via delle Pesche e via della Pescheria? Sì. Incrociano in zona Cavana. E c'è Scusa, anche... Pesche e Pescherie in ordine alfabetico, se tu fai l'elenco delle stradali di Trieste, sono uno dietro e via Salvi e via della Salvia. Sai dove sono? Sopra via Baiamonti. Incrociano. Si incrociano? Sì, via Salvi e via Salvia. E così dovrebbero fare tutto il mondo, mettere tutte le vie in ordine alfabetico, così nessuno deve chiedere scusi, Viale d'Annunzio, vai in ordine alfabetico, dove siamo? Alla S, e devi tornare indietro parecchio. Beh, come le vie di New York nella zona alta. Beh, sì, quella è più facile. Sì. Allora, dai, citane una. Arbore suona orecchio come Van Gogh, anche questa non è male. Van Gogh, questa è bisogna essere addottorati. Se sono rose sfioriranno. Vabbè, questo è... No, ma credo che siano... Dammi che... Allora, adesso facciamo un problema matematico. Oh no. Ma no, una considerazione. Se morirai nello stesso ospedale nel quale sei nato, che può succedere a uno di così, sì, la velocità media di tutta la tua vita sarà uguale a 0. Scusa, io adesso sono qua, ero qui mezz'ora fa, adesso sono qua, in questa mezz'ora la mia velocità media è stata 0, perché mezz'ora fa ero qui, adesso sono qui. Se io nasco in questo ospedale, sì, dopo alla fine, dopo 100 anni, finisco nel stesso ospedale e muoio, la mia velocità media di tutta la vita è stata 0, perché mi ritrovo di nuovo nel stesso punto dopo 100 anni. Anche questa così un po' da studiare, però vedi quanti paradossi, quante cose si possono dire. Abbiamo parlato di orologi, di 100 cose. E quella di prima era del mio amico, questa che avevamo del mio amico Gianfranco Bo. Questa dell'ospedale? Questa dell'ospedale, sì, l'ho trovata sul suo sito, perché noi ci facciamo così un po'... No, io invece volevo tornare un attimo su quel rebus. Che rebus? Quello di Escher.
Ma no, beh, è complicato perché, perché non si vede bene la figura, neanche non si può fare. Perché avevo visto là le buste, la M. Sì, no, bisogna fare. No, io dopo avevo preparato, preparato le palme. Le palme. Certo. Allora, cosa vuoi? Adesso io qua sono venuto per divertirmi, per scherzare con te, penso sia questo il motivo che vi ha spinto a chiamarmi, però cosa vuoi? C'è anche, si sentono certe notizie del telegiornale. Domenica era Domenica delle Palme, le palme un messaggio di pace, e io ho provato con questa palma più grande di così non riuscivo a fare, e così vediamo se questa è una palma, qua sono in Africa, è già un anno che non vado in Africa, per cui insomma dell'anno scorso. Vediamo se qualcuno di quelli lì sente che insomma si può fare anche la pace. Non sarebbe male se stessero in ascolto. Ma sì, perché scusa, tutti combattono i medici per salvare una persona, e questo qua tira e ammazza 100. Dopo tutti per l'inquinamento. Io non sopporto anche la cartina, se la trovo davanti a casa, la butto dentro perché mi dà fastidio, non ce la faccio, non resisto, una cartina, una plastichetta, la alzo e tutti dobbiamo fare, e dopo sti qua butta giù una casa o una città. A me una delle cose che dà più fastidio, ma non c'entra niente, mi è venuto in mente adesso, una delle cose che mi dà più fastidio e che mi dà idea di trasandatezza e scarso rispetto per gli altri, è quando nei carrelli dei supermercati trovo i guanti di plastica, quelli utilizzati per prendere la frutta, pesarla, eccetera, che poi insomma, esistono dei contenitori, si buttano là, e trovarla come si chiama, nel carrello una roba che mi dà un fastidio. Perché quello di un altro. Adesso guarda, scusa, ti dirò una cosa, adesso mi perdoneranno gli amici a casa che voglio fare il tuttologo, no? Io però ho visto che con le parole, con i numeri si può scherzare, gestire, cioè inventare qualcosa, ma forse anche nella nostra vita, mi permetto, scusate, non è il mio ruolo, si può dare un qualcosa in più, un modo di comportarsi, qualunque sia il tuo mestiere o il mio mestiere in questo caso. Per esempio, scusa, vicino dove abito io hanno chiuso la galleria, quella come si chiama, della superstrada, quella la galleria Carso, mi pare. Sì, la galleria Carso di 3 chilometri. L'hanno chiusa, eccoci. Allora io passo di là tante volte e ho visto deviazione, e poi ho visto dei camion che sono andati su come per andare al vecchio Dazio sopra l'incrocio H. Perché? Perché non c'era un cartello deviazione. Dopo l'hanno riaperta, adesso richiudendola hanno messo il cartello deviazione. Ma perché non hai messo? Erano questi camioni che dopo non sapevano dove andare. Sì, perché pendenza, dopo lì hanno 3-4 incroci, invece così hai tutto rientro facilitato. Ecco, ognuno nel proprio lavoro, se avesse un minimo di spirito, non dico enigmistico, così, di guardare. Non sarebbe male. Non sarebbe male, sono riuscito a farti dire, quindi scusatemi, qua è il mio voler essere tuttologo. Giorgio Dendi, poi dopo dovrò rivedere la prossima volta Porta de Novo sto rebus di Escher. No, è complicato, farò qualcosa di più semplice. Però perché quando vuoi che torno? Prossima settimana sono a Luca, campionato di calcolo mentale. Ok, e allora quando sarà? Appena sono libero, va bene. Grazie Giorgio, buon proseguimento. Ciao a tutti. Buona Pasqua, scusate, io non vi vedo più, buona Pasqua. Noi ci vediamo invece dopo la pubblicità con il presidente del gruppo sportivo San Giacomo, Ruggero Poli. Bene. Seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta, è tornato a trovarci Ruggero Poli, presidente del gruppo sportivo San Giacomo, grazie per essere... E del trofeo. E del trofeo. Allora, parliamo di un appuntamento molto, molto importante, il giorno 12 di aprile, quindi il prossimo fine settimana, perché tutto ruota attorno appunto al prossimo fine settimana. Di che cosa si tratta, Presidente? Allora, in primis voglio ringraziare Tele4 per darmi la possibilità di parlare di questo evento, poi salutare i telespettatori e tutti gli sportivi. Okay. Poi il giorno 12 aprile faremo una gara, quest'anno ritorniamo a Campelisi. Ok. Non faremo i 3 giri soliti, ma faremo via Locchi, giù, Porto Nuovo, faremo un giro così, sono 7 chilometri
E per l'occasione, l'anno scorso, io ho avuto modo di contattare e avere con noi il presidente nazionale May. Quest'anno, siccome la gara si svolge qua, era l'81esima edizione, abbiamo fatto l'invito, ho avuto modo di contattare Abdon Pamić. Abdon Pamić è un personaggio che forse i giovani non si ricordano, ma ha vinto le Olimpiadi nel 64, ha vinto 2 volte il campionato europeo di 50 km, poi era 40 volte il titolo italiano, è un personaggio, un personaggio di sport. Lui l'altro giorno quando l'ho sentito mi ha detto: guarda che io partivo da San Giacomo, andavo fino a Gradisca con il tuo il presidente precedente a te. Che era Crasso. Sì, Crasso, era una storia così, no? Perciò quest'anno sarà un evento importante anche per noi, insomma, perché lui ha vissuto un po'. Noi abbiamo, ne porterò dei giornali, dei tempi dove lui partecipava a qualcosa a Trieste, perché da istriano lui no, e abbiamo i giornali che parlano di questi eventi, no? Perciò per noi sarà anche un piacere, anche per gli sportivi, credo. No? Poi è un nome anche, devo dire, che appunto entra nella storia dello sport. Direi quasi mondiale, mettiamola così, no? Comunque ha vinto le Olimpiadi. Sì, le Olimpiadi e due titoli europei, insomma, non è di 50 km, no? Dei 5-10 km. Perciò per noi significa qualcosa. Sì, sarà un piacere averlo qua. Io lavoro qua sabato, domenica e lunedì, andrà via martedì, perciò lo ospiteremo come si deve. Insomma, noi siamo ospitali Trieste. Ma lui dove vive? A Roma. A Roma proprio? A Roma. Sì, per arrivare lui ho fatto un giro vizioso, ho contattato il nipote De Andreotti, che è uno che cammina ancora. Pier Giorgio, che ci sentiamo per le feste con lui, il nipote De Andreotti. Perciò c'è tutto un giro, sono riuscito, poi un aiuto me l'ha data Caffagna, perché lui con la Marsa, insomma, siamo riusciti a averlo. Ecco, questo è importante e siamo orgogliosi di averlo. Allora, noi parliamo, io devo ringraziare anche il Comune che abbiamo il patrocinio e la coorganizzazione anche quest'anno. Per la prima volta sono con noi, no? Perciò faremo una manifestazione molto importante e spero che siano diversi atleti. Prepareremo dei pacchi gara importanti perché vogliamo fare, almeno finché sono io ancora, vediamo. No, perché qua si vive la giornata, no? Però cercherò di fare, sto preparando 90 premi più, ognuno avrà un riconoscimento alla fine della gara, perciò faremo una cosa bella. Dove parte la gara proprio? Proprio davanti al Cinema Ariston, perché sa che, che hanno aperto quel bar grande, adesso ci hanno dato la location, perché quando organizziamo noi una gara c'è bisogno di una location, perché se piove, se c'è vento, dove dai fuori le magliette, il ristoro, e lì ci hanno dato ospitalità, allora abbiamo approfittato. Noi metteremo i nostri gazebo, i tavoli, le cose, però se è brutto tempo possiamo anche sfruttare la situazione. Saranno 7 chilometri, andremo su da Romolo Gessi, via Carli, su per la salita, Locchi, andremo fin dove è il Pedocin, per dire, alla Triestina, Porto Nuovo, facciamo lì il giro, passiamo sotto e torniamo a fare il giro di nuovo. Carli, Locchi, 7 chilometri. Quanti giri? 1,5. 1,5. 1,5, beccano 7 chilometri. Sì. E quindi con la partecipazione anche di Pamić, che sarà... lui sarà l'ospite, il testimonial, no? Perché chiaramente non... Tra l'altro lui è anche testimone adesso... Ha fatto il film 2 mesi fa. C'è stato questo film, peraltro molto bello, anche molto ben strutturato, per dire la verità. Però insomma... è diventato anche, lo era probabilmente nella mente di tutti quanti, però adesso è diventato un po' più evidente, anche un testimone dell'esodo, un testimone delle vicende degli italiani di Istria e Dalmazia. Che poi io ho scoperto dopo, parlando con lui al telefono, suo fratello era primario dell'ospedale a Monfalcone.
ed è ancora lì. Allora lui vuole stare 2 giorni, poi lo porteremo su e giù noi perché faremo l'ospitalità come va fatta e lo porteremo lì, insomma, perciò sarà 3 giorni per noi importanti. Diciamo anche quanti anni ha? 94 se non mi sbaglio? No, 92. 92. Insomma siamo lì. Ecco, insomma, comunque ancora si allena in stadio sempre come me. Insomma io mi alleno, ma per modo di dire, insomma, no? Sti allenamenti così, insomma, ecco. Comunque il percorso è quello, faremo il meglio possibile. Faremo come premiazione a tutti i partecipanti, daremo una maglia tecnica, perciò sia per uomini che per donne. Poi abbiamo preparato sti premi per tutti e penso che riuscirà bene, insomma, speriamo bene, che vada tutto liscio. Questo, Presidente, fa parte sempre, perché qua io mi perdo un pochettino, fa parte del trofeo? Questa è la prima gara del trofeo, è la prima, poi sono altre 9 gare, questa è la prima. Che poi adesso non mi ricordo tutte le date perché faremo sull'altipiano, sarà sull'altipiano, in pista, sarà un po' vario. Quante no? ce ne sono? 9 ancora. 9 ancora. 9. Cioè 9 più questa? Più questa. 10 in tutto. Insomma. 10 in totale, sì. E immagino che andrà avanti per tutta l'estate. Fino a novembre. Novembre, sì. L'ultima è su Esope Clan, perché c'è la Napoleonica, c'è quella là in stadio della Varosandra, c'è la Muialonga, insomma ci sono tutti questi appuntamenti. C'è i generali che fanno giù a Duino, anche, sì, dei generali. Sto pensando perché so che un mio compagno di classe, il mio compagno di banco delle superiori da Roma viene su per una gara. Ma per la maratona? Credo di sì, credo sia il 5 di maggio. Sì, ma è la maratona quella. Sì, non c'entra. So che sono andati a reclamizzarla a Roma, per quello probabilmente avranno avuto... Mi pare che sia il... Non mi sembra... Vabbè, comunque so che viene su, ecco. Sì, è la maratona un po', cioè una cosa più importante, diciamo, parliamoci chiaro. Sì, vabbè, però, sono importanti tutte, no? Però la maratona è sempre una maratona. E invece ne abbiamo già parlato l'altra volta, una delle volte che ci siamo visti, non si riesce a recuperare più lo spirito della 24 per un'ora, quella... No, abbiamo parlato, ma riparliamo la stessa cosa, perché è difficile, l'organizzazione è facile, perché tu fai questo, programmi, però c'è bisogno, chi sta la notte? C'è bisogno di un medico di notte, l'ambulanza tutta la notte, nei cambi alle 2, 3, 2, 1 di notte, nessuno vuol correre, sono pochi. E cosa fai? Devi essere là presente. Chi organizza deve essere sempre lì presente. Perciò abbiamo fatto l'ultima a Campo Colonia, ma l'abbiamo fatto in Piazza Unità. Mi ricordo. Ma a Campo Colonia eravamo lì alla fine, siamo ridotti male, insomma, no, perché devi star lì. Devi star là, ormai finché non finisce l'ultimo, è come le nostre gare. Le nostre gare, il problema, io ad esempio, mi sento un po' imbarazzato quando faccio, perché sono più lento. E finché non arrivo io o uno come me o dopo di me, perché qualcuno ancora arriva dopo di me magari, no? Però non si può muovere. I giudici, il medico, l'ambulanza, le classifiche, perché noi a fine gara facciamo le classifiche, no? Di tutti, perciò non è che puoi stare lì e dire, arriva il primo, vado, chiudo bottega, no. Sì, infatti è quello che a me piace sempre far raccontare di queste cose, è proprio che cosa significa anche organizzare una cosa di questo genere, perché appunto chi non è dentro queste cose può ritenere che sia tutto quanto molto semplice, in realtà è molto complicato, allora, è stato anche reso più complicato, sappiamo. Sì, però guardi che noi abbiamo fatto la conferenza stampa l'altro giorno con le autorità, i vigili, ci hanno cambiato 2 volte il percorso, con giusta ragione, perché bisogna cercare di limitare le cose, perciò ho fatto un programma, ce l'hanno fatto cambiare, abbiamo modificato e pensi che noi abbiamo trovato per questa gara, visto che si fa quel giro là, che si va giù da via Locchi, lì è un incrocio un po' particolare, prendiamo 35 persone sul percorso. E guardi che non sono più volontari, non esistono più volontari. Allora diventa un problema, no? Problemi anche di costi per noi. Sì. Perché se non trovi qualcuno, lei pensi che comprerà 350 maglie,
faccia il conto, poi prepari 90 premi. Sì, no, non è perché il premio non puoi dare così, no? E poi mi diceva anche lei, e del resto anche tutte le altre persone che noi incontriamo, che, come dire, non è... io supponevo che quando si tratta di organizzare una gara storica che magari arriva alla 20ª edizione... 81esima. Io pensavo che fosse una roba abbastanza... Una routine. Sì, invece non è assolutamente vero. Cambia tutto. Cambia tutto anche perché l'anno scorso noi abbiamo fatto Servola, che poi mi dicono, qualcuno di Servola, rifai quella gara lì, ma impegno 60 persone avevamo sul percorso, perché chiude tutte le viuzze, anche perché lei sa che finché non arriva all'ultimo ci deve essere così chiamata la scopa, no? Deve essere uno che chiude, allora i vigili possono aprire, comunicare. È molto complicato. È difficile, tutto, con giusta ragione. Perché... Beh. Allora mi diceva Pami, proprio anche prima che mi ha chiamato al telefono, si è confermato l'albergo, e lui partivano da San Giacomo, andavano a Gradisca, lui è grasso a allenarsi da qua, ma era la strada, quelle volte là. Sì, quella volta potevi farlo. Potevi farlo. Lei sa che si faceva Muggia, la marcia da Muggia a Trieste. Sì, come mi ricordo. Via Flavia, via... Tutto il centro, fallo adesso, ti uccidono, perché non è più possibile. Mi ricordo della Muggia Trieste. Ecco. Invece, poi dopo ricorderemo anche gli appuntamenti e tutto, però non posso non chiederle, io non so se lei, perché di tennis so che è... quindi sarà come si chiama il Double Sunshine, mi sembra, no? I due tornei che Sinner ha vinto, mi pare che hanno questo nome o una roba di questo. Che poi adesso ha battuto un record che 14 incontri, no 20, non mi ricordo il nome, senza perdere più, cioè vincendo sempre 2 set. Ah, ok. Adesso lui è distante da Alcaraz, mi pare 1000 punti. Se fa Monte Carlo, ma sulla terra non so se ce la fa, dovrebbe tornare magari primo. Sì. Ma ha un grande senso questo di essere primo, eccetera? Insomma, essere primo è sempre, essere l'immagine è sempre quella. Solo che essendo primo hai sempre chi ti viene a affrontare. Non ci mette l'anima, ci mette il cuore, perché sfido il primo. Sfido il primo, sfido il primo, certo. No, di tennis, no, non ho mai capito se a lei piace anche il calcio. Sì. E oggi, ieri sera avrà patito... Guardi, no, allora dico, sono stati andato a quello che avevano tutto, perciò io dico non c'è niente da dire sotto questo aspetto, però... Io dico, noi non siamo mai coi rigori, ma quante volte sbagliamo sti rigori? Cioè, per l'amor di Dio, tutto è facile dire da di fuori, no? Sì, però certo. Come il fallo che ha fatto, che l'ha espulso, è stato lo stesso fallo che l'ha fatto un Bonnier là, non l'hanno espulso. E il nostro, cosa doveva fare, adesso mi ricordo il nome lì. Bastoni, no? Bastoni, cosa poteva fare che andava in rete questo qua da solo? Ha provato a fermare, ma non volendo, no? Non era una cattiva, ma quel giudice arbitro là, vedrà, sentirà anche la stampa, è uno che ce l'ha con la nazionalità. Avevo letto qualche cosa. Sì. Perché la gente si dimentica, no? Ma questo ha già fatto dei danni, tra virgolette danni, dico, però non è che ci voleva tanto bene, insomma, io dico, però, mettiamola così. Per far capire anche magari a chi non è dentro le cose, eccetera, perché è grave non essere riusciti, perché è grave il fatto che per il terzo anno consecutivo non ci si classifica ai mondiali, al di là della partecipazione ai mondiali, no? Perché c'è un giro, cioè già il fatto uno che si qualifica per gli europei qua prende 30-20 milioni, se fai i campionati poi c'è un indotto attorno, no? Ci sono i sponsor, c'è l'immagine, c'è
c'è tutto un mondo che gira, no? Ma un mondo importante, perciò è una delusione anche per noi italiani, insomma, no? Perché tre volte 3 campionati che non riusciamo. E poi sono anche, questo facevo riferimento con degli amici, anche con dei colleghi, ci sono ragazzi che non hanno mai visto un campionato, non hanno mai visto la nazionale italiana partecipare ad un campionato del mondo. Sono 12 anni. 12 anni vuol dire... Vuol dire, insomma, è questo anche che un po' dovrebbe preoccupare. È come la Triestina, con un dolore che la Triestina. Ma io dico, ogni tanto trovo qualcuno che conosco là dentro nell'ambiente, dico, prendiamola noi sta Triestina, ma facciamo come faceva Zelensky, non so se le ho raccontato, Zelensky, presidente del Monfalcone ai suoi tempi, che lui aveva un albergo e era presidente del calcio Monfalcone. Sì. Lui cosa faceva? Io mi ricordo che avevo fatto con lui, andava nei paesi di Pordenone, nel zona, fuori, e dava qualcosa a ogni società, no? E se c'è un buono me lo dici, io lo porto. Questa è la politica. Sì. Come fa Pozzo? Solo Pozzo va all'estero a prenderli, no? Li prende per 10.000 euro, 100.000 e dopo li vende 20.000. Adesso, ma ecco. molti sostengono che questo sia un lavoro che dovrebbe fare la federazione. No, ma tu come società manda un ragazzo, un tecnico che vada a vedere, insomma, ecco. Comunque dai, insomma, il mondo è questo, noi viviamo di atletica, facciamo questa atletica e speriamo che siano numerosi il giorno 12, che facciamo una grande festa dopo. Che vengano. Non abbiamo ancora finito, perché c'è ancora un attimo di tempo. E con i bersaglieri c'è qualcosa in vista? Allora, adesso non lo so, io ho avuto, perché sa che faccio parte del Fiamme Cremisi anche, tra l'altro. Mi hanno detto se vado fuori per il 31 di maggio, che c'è il raduno Lignano, e da poter sfilare insieme al generale Langella, sfilare insieme davanti a quel bandierone di 100 metri di corsa. Però adesso devo vedere, perché se c'è il mezzo, perché dopo lì non si trova posto per le macchine, bisogna lasciarle chissà dove per arrivare lì. Sì. Allora vedremo. Insomma, ho sta richiesta ad andare a sfilare là. Comunque c'è roba da fare anche per quanto riguarda, i bersaglieri. Ma sempre. Io lo sa che sarei stato bersagliere, no? Se avessi fatto il servizio militare. Io non ho fatto il servizio militare, perché io ero pronto a farlo, non ho portato nessun documento che dicesse che non potevo farlo, eccetera, volevo farlo. E invece poi per una questione, insomma, di salute, peraltro lieve, non l'ho fatto. Però se avessi fatto sarei stato bersagliere. Adesso sarebbe qua con le piume, non con una, con tante. Sarei qua comunque, con le piume. Ritorno un attimo al mio, no, che abbiamo degli sponsor, perché se non ho quelli, certamente. Guardi, posso nominarle 2 o 3 solo. Sicuro. C'è Primo Roma Caffè, Enzo Officina, che è su a Banne, Barvaira, e la farmacia e Omega. Sono quei sponsor che mi aiutano con le piccole, perché noi non chiediamo cifre astronomiche, chiediamo solo qualcosa, insomma, per sopravvivere. È giusto nominare anche quelli che vi danno una mano. Certo, sono più importanti di me quelli. Sì. Allora, ricordatevi giorno 12. La prima gara del trofeo Trieste, che il prossimo anno sarà di nuovo trofeo provincia di Trieste. Ah già, è vero questo. Il prossimo anno, abbiamo parlato nella conferenza stampa l'altro giorno, è vero. Abbiamo detto ancora un po' e dopo chiameremo provincia di Trieste. Quindi questo il 12 di aprile, quindi non domenica questa, la domenica successiva, con testimonial davvero d'eccezione Abdon Pamic. Inizio domenica alle 9:30, la partenza solita, a mezzogiorno, 11:30, mezzogiorno le premiazioni. Guardi che il suo vice direttore mi ha detto di mandare un avviso, se qua vuol venire anche lui per... Ma lo faccia correre. Lui gioca a tennis.
Dica che venga a correre lo stesso, che poi dopo Così ci vediamo. sì. Vai, fai Mi una ha corsa. detto prima che non ha tempo però. Vede, non sapevo. Allora, grazie a Ruggero Poli, presidente dottor del Bosazzi, gruppo lei sportivo è San troppo Giacomo. gentile Ma con per me, carità. troppo. Buon lavoro. Bon, lo aspetto lei a correre. Ci vediamo domani alle 17:55.